Benvenuti a un altro appuntamento con la programmazione della Contrada. Siamo in compagnia della Presidente Livia Mabilino, che ringrazio per essere Salve. tornata nei nostri studi. Allora, partiamo con con un ritorno, nel senso che negli anni scorsi una delle produzioni della Contrada fu una riduzione del Fu Mattia Pascal di Pirandello, che girò parecchio, fra l'altro, per Sì, i era paesi. 2 stagioni fa, ha girato Quindi abbastanza sì, con recentemente. Pino Quartullo, sì, 2 o 3 anni fa, ma questa è una Questa è una versione diversa, perché c'è Giorgio Marchesi che ne ha fatto, ovviamente essendo da solo, ne ha fatto una sintesi di un romanzo così complesso. Naturalmente ha dovuto trovare un filone, che è un filone naturalmente dell'ironia, della ricerca di se stessi, poi c'è naturalmente un musicista che lo accompagna, nel senso che questi reading normalmente sono fatti così. Giorgio Marchesi è un attore con una carriera sia nella prosa che nella televisione che nel cinema, quindi un attore eclettico, come si suol dire, come sono ormai quasi tutti in questo momento. Notavo questo anche con altri attori che ho intervistato nel corso di questi ultimi mesi. È tornata quella, come posso dire, è tornata una generazione di attori che riescono a districarsi al meglio in televisione, a teatro e in alcuni casi anche più saltuariamente, devo dire la verità, al cinema. Nel cinema. Noi eravamo abituati a questo tipo di attore negli anni 60-70, dove tu vedevi Sì. negli sceneggiati della domenica o nei venerdì della prosa, vedevi gli interpreti che poi circolavano a teatro. Certo, a teatro e nel cinema. Poi c'è stata una lunga pausa. C'è stata una lunga pausa deleteria sotto certi aspetti. Adesso c'è una generazione di attori molto, molto interessante e per certi aspetti molto quotata. Sto pensando per esempio, non so, mi viene in mente Sermonti, Sì. mi viene in mente Alessio Boni, Marchesi è uno di questi e anche altri, Quartullo, eccetera, che Spaziano sì. nel cinema e nella televisione, non solo. Per esempio Marchesi ha anche, come dire, un passato da cantante, musicista, quindi Lino sono Guanciale è veramente l'altro Lino Guanciale, che forse Guanciale è un altro. rappresenta Sì, come l'esempio no. migliore di questa storia. Quindi ce ne sono diversi di quella generazione, più giovani anche di Marchesi. Marchesi ha una cinquantina d'anni, ma anche più giovani tra i 40 e i 50, che hanno capacità varie, diciamo, sì, no? sì. Ecco, che quindi spaziano dal teatro al cinema e alla televisione. In questo caso è cercare di avvicinarsi alle nuove generazioni, perché questo famosissimo, fra l'altro ricorre il 90° del Nobel, che è stato Vero? sì, il Nobel di Pirandello, quindi questo grandissimo autore, riconosciuto naturalmente come uno dei più grandi commediografi del Novecento, in questo caso romanziere ovviamente, ma questa vicenda così complessa naturalmente deve essere in qualche modo proposta in una maniera in cui ci sia un filo logico, Sì, no? sì. Un filo, perché altrimenti è una trama complicata, no? Lui parla delle sue, insomma, due esistenze di fatto, no? Perché lui a un certo punto, stufo della sua vita, Se ne diciamo, inventa un'altra. sì, inscena un suicidio e quindi rinasce con un'altra identità, dopodiché lascia quell'identità, ritorna ad essere lui, ma non può più essere lui, no? Quindi è un po' un bivio che abbiamo noi tutti, no? La nostra identità nelle varie fasi della vita, alla ricerca in realtà della nostra vera definizione, la nostra vera alter ego che noi vediamo allo specchio, cerchiamo di definirlo, ma ci sfugge ogni volta, insomma. Tra l'altro è anche bello, voglio dire, è anche sinonimo di un certo coraggio prendere un testo come dire, destrutturarlo per poi dopo restituirlo nella sua interezza, nella sua totalità, perché poi in genere questo tipo di operazioni questo fanno. Però bisogna avere il coraggio anche di andare a toccare appunto miti che sembrano intoccabili come
Ma devo dirti che negli ultimi tempi tutti questi attori scrivono. In questo caso io ho letto il copione, quindi è un copione molto valido, lo trovo molto aderente anche al nostro tempo. Non sempre, ecco, visto che tutti scrivono, non sempre tutto riesce meravigliosamente, però diciamo adesso è una cosa molto molto comune, hanno ridotto Guerra e Pace, hanno ridotto Madame Bovary, hanno ridotto Dostoevsky. Sì, in alcuni casi si potrebbe dire guarda come l'hanno ridotto. Non volevo dire così, non volevo dire questo, ma come dire, la rilettura, no? La rilettura è qualcosa che deve aggiungere senso, non può essere un semplice riassunto, questo voglio dire, no? Ci deve essere un taglio, un'idea soprattutto, e quando questa idea c'è, è portata fino in fondo con coraggio, trovo e doti drammaturgiche, perché quello serve. Teatro è diverso dalla letteratura, no? Quindi bisogna avere un talento particolare. Tra l'altro di Pirandello voi più avanti, ma neanche tanto più avanti, proporrete Pensaci Giacomino con Pippo Pattavina, che è uno dei grandi... Grandissimo, grandissimo. Credo la regia di Guglielmo Ferro in quel caso. Guglielmo Ferro, che è il nostro... siete nelle mani dell'arte. No, ci siamo sposati con Guglielmo, per modo di dire, naturalmente. Lui è felicemente sposato con il teatro, oltre che con il teatro, anche con la sua legittima consorte. Perché è un attore che ripercorre naturalmente, avendo avuto fin da bambino questa frequentazione con suo padre Turiferro, fa sempre diciamo delle regie che attualizzano, però lasciano in qualche modo una traccia di quello che è stato il grande teatro non solo siciliano. A mia mamma non puoi toccare Turiferro. No, Turiferro è un grande. Allora, questo per quanto riguarda il 31, venerdì poi dopo, alle 20:30. Noi avevamo già parlato nella scorsa settimana, ma lo rifacciamo giustamente in questa sede anche di... Parliamo di Ariella Reggio, insomma, Ariella Reggio, domenica alle 16:30, questo devo dirlo perché è una pomeridiana, quindi è una cosa un po' insolita, un unico appuntamento al pomeriggio, quindi alle 16:30, ci sarà Putele e Putei, che non è lo stesso spettacolo che noi mettemmo in scena tanti anni fa, ma è una ripresa nel Maldobri, perché anche qui noi diciamo 101, perché sono 101 anni. Fra l'altro facciamo questa piccola anticipazione, diciamo ci saranno delle celebrazioni su Carpinteria, o studi o giornate di studi su Carpinteria e Faraguna, non organizzate da noi, ma si approfondirà questi due grandissimi autori che hanno saputo usare questo linguaggio assolutamente inventato e meraviglioso. Sono due grandi della letteratura, forse anche in qualche modo un po' dimenticati, forse. Infatti questo spettacolo ha questo taglio, cioè dire alle giovani generazioni chi erano Carpinteria e Faraguna, perché è un mondo grandissimo e poetico, che però è molto lontano dal nostro oggi, no? Però rivela una grandissima umanità, no? Che è poi quello che viene un grandissimo, come dire, dell'essere popolare, no? Dell'essere, come dire, vero nella sua semplicità. E tra l'altro l'avete giustamente affidato a un giovane. L'abbiamo affidato a un giovane, devo dire Ariella Reggio, Ariella Reggio ha avuto questo grande merito di credere in Giacomo Seguglia, che per dare questa visione fresca, perché infatti ci sono i nipoti e c'è la nonna, che sarebbe Ariella, e questi nipoti che appunto vengono da lei così un po', naturalmente secondo il suo personaggio e anche il suo carattere, un po', si può dire cazziati, ecco, così. Immaginavo. Ecco, per cui questo è come dire, è un collage di alcuni famose, diciamo, Maldobrie di Carpinteria e Faraguna, altre meno, però insomma è con l'occhio di un giovane. E ci sono anche Enza De Rose, che fa l'altra nipote, l'altra nipote, Adriano Giraldi. Che ruolo lui? Lui è il figlio, perché c'è ovviamente c'è come dire, il figlio della Debegna che non può
non può mancare, e quindi, Giusto. ci sono le famose telefonate che non possono mancare. Quello che bisogna sottolineare è anche questo, no? Io ne avevo parlato di ciò quando qualche tempo fa con voi fece un testo di Carpentier Faraguna tra gli interpreti. Calabrese, quello con Calabrese c'era Calabrese, ma mi pare che tra gli interpreti ci fosse anche, Godina. Sì, e discutevamo proprio sulla difficoltà che hanno gli attori nell'approcciare questo linguaggio, che è abbastanza simile al nostro dialetto, ma non è il nostro dialetto. Ci sono delle peculiarità che sono come delle mine vaganti sganciate lungo il testo, ed è un istro veneto, dalmato, dentro di triestino ovviamente, quindi è sicuramente una lingua inventata. Perché veiera, mi sembra che io mi sono concentrato molto su questo veiera. Sai che non so cosa vuol dire, mi cogli impreparata. Sarebbe dire come ghieiera, no? Invece di dire ghieiera, che noi siamo abituati a dire per the default dici ghieiera, invece veiera. Sì, ci sono tante piccole di queste cose, questi inciampi, del resto come la lingua sveviana che ha un costrutto. Gli attori devono sempre combattere contro non è semplice, perché... ma anche contro la lingua pirandelliana, per dire, perché naturalmente c'è una sintassi Io molto di Pirandello, complessa. a me piace moltissimo Pirandello, però l'unica cosa che non riesco a capire è dove trovava i nomi e i cognomi dei protagonisti. Hanno dei nomi e dei cognomi spaventosi, per dire la verità. Assolutamente. Leone Gala è impensabile, per dire il vero. Questo dunque solo domenica alle ore 16:30, domenica 2 se non mi sbaglio. Putele e domenica 2. E poi in attesa arriverà prestissimo la compagnia di Pazza, che è questa nostra nuova produzione che debutterà proprio a Trieste, insomma, che quindi siamo in attesa. Abbiamo fatto delle bellissime scene con Gaspare De Pascali, insomma è una produzione molto bella. Io sono la molto protagonista contenta. è Vanessa Incontrada? No, non è Vanessa. È Vanessa Gravina. È Vanessa Gravina, chiedo scusa. Anche se Incontrada ci stava bene. Incontrada c'è Vanessa Gravina. Non è male. Incontrada c'è Vanessa Gravina. Grazie per essermi venuta. La cosa curiosa è che credo la scorsa stagione Vanessa Gravina fu anche protagonista di un court drama che era Testimone d'accusa. Era Testimone d'accusa, dove lei... è un court drama, come si usa dire qui. È o quantomeno io così ricordo il film. È una bellissima, diciamo, riduzione che ha fatto Fabrizio Coniglio, che ne è anche il regista ed è anche uno degli interpreti della pièce. Ne ha fatto una riduzione veramente... come dire, ridotta all'essenziale dei ruoli, e quindi come dire, i rapporti fra i personaggi sono molto chiari, diciamo, no? E quindi viene fuori questo grande tema in questo che è un dramma, è un po' thriller, è un po' naturalmente commedia psicologica, dove c'è questa donna che lotta per la sua autodeterminazione, se vogliamo dire così. Lei diciamo è una prostituta d'alto bordo che uccide un cliente, e quindi da questo nasce un processo dove lei vuole essere diciamo giudicata da donna libera, e invece i genitori, la società vorrebbero che lei accettasse di autodefinirsi pazza. Lei non lo vuole fare, rifiuta, diciamo, l'aiuto dei genitori e così la posizione del suo psichiatra, invece si affida a questo meraviglioso Nicola Rignanese, che fa la parte dell'avvocato che capisce questa donna e la porta a una soluzione come lei voleva, scoprendo naturalmente tutto quello che c'è sotto questa vicenda. Io ricordo, ci fu anche un film del quale io mi occupai per la mia tesi di laurea, perché uscì, se non mi sbaglio, prima della fine degli anni 90, con la Streisand protagonista, però è uno di quei film che poi, per un motivo o per l'altro, non si riesce a capire perché, sparisce dai radar. È Tom Toporno, l'autore.
Ma anche Nicola Rignanese viene dal cinema. Lui, lui ha fatto la Paolo Grassi insieme ad Albanese, quindi ha fatto Qualunque mente, cioè questi film. Ha una doppia faccia, diciamo, di interprete di film e poi di un teatro impegnatissimo, perché lui è legatissimo a Punzo, che fa questo teatro all'interno delle carceri. È stato premiatissimo, è uno dei progetti più belli in tutta Italia, quindi anche da una parte molto impegnato ed è sai cosa? Ha una grandissima faccia da caratterista, che io trovo che sia una definizione bellissima per un attore, perché l'attore generico avrà le sue possibilità vaste, no? Il caratterista è quello che delle volte salva i film, perché sfido chiunque ad assistere a un film statunitense dell'epoca d'oro senza innamorarsi dei caratteristi. Noi anche ne abbiamo avuti, per dire la verità, quelli che vengono più in mente nella grande stagione del cinema italiano sono Mario Carotenuto e Tina Pica, per dire. Certo. Anche i francesi, se vogliamo. Poi dopo ci sono anche i casi in cui i caratteristi diventano protagonisti. Walter Matthau è un altro caso abbastanza tipico, però è la figura che rappresenta un'umanità particolare, questo portato di umanità che effettivamente era assolutamente necessario per questa parte, perché deve essere empatico nei confronti di questa donna, perché all'inizio lei ha uno scontro ovviamente con questo avvocato, non vuole parlare, non è molto, appunto, un'attitudine violenta, altrimenti non l'avrebbero neanche, come dire, potuta accusare di pazzia se non avesse avuto questo rifiuto, e lui riesce a oltrepassare questa barriera con questa grandissima umanità, e anche un po' spettinato, un po' cialtrone, un po' così, un po' come anche nel film. E Rignanese trovo che l'ho visto nelle prove. Andrò a vedere i ruoli del film, perché c'è una cosa che ti dirò dopo fuori, perché non vorrei sbagliarmi. Ma tu non ti sbagli mai sul cinema, non vorrei prendere una. Però, se non ricordo male, anche i comprimari di quel film erano grandissimi. Credo che ci fosse Karl Malden, esattamente, forse Maureen Stapleton nella parte della madre. Tu mi batterai sempre sul cinema, cosa? E mi pare anche Larry Wallach, ma su questo non sono sicuro, ma poi c'è una cosa che devo controllare. È curioso, qui è più una considerazione, se credi, josefiana, però è un po' pirandelliana anche l'idea di far passare una per pazza, in questo caso per nascondere anche tutta una serie di cose che poi verranno fuori catarticamente, se non ricordo male, proprio durante un'udienza. Durante un'udienza, sì, perché poi, diciamo, scavando, lei in realtà questo aspetto non lo voleva tirare fuori, ma viene nel corso del processo diciamo, del perché di questa sua attitudine violenta, ma poi anche di quello che il cliente diciamo, aveva provocato per farle avere una reazione così violenta. Però insomma è una storia coinvolgente. E mi pare di capire, se non ricordo male, è un testo teatrale, parte da un testo teatrale, diventa film e poi. Ripeto, il film sparisce dai radar per un. Ma è dell'87, se no credo sia quello. Sì, però è curioso 80, che no? Sì. Penso addirittura, adesso non vorrei sbagliare, che non ci sia nemmeno il DVD. Questo controllerò, ma credo che quindi a maggior ragione andate a teatro per vedere una storia, per assistere ad una storia molto potente, molto. E poi non dimentichiamo che c'è Zacchigna, che è triestino, Maurizio Zacchigna all'interno della distribuzione, c'è Davide Lorino, e poi ancora Fabrizio Coniglio, oltre naturalmente a Vanessa Gravina, e Paola Sambo, che è anche triestina, e quindi che fa la madre in The Zoom. Che fa la madre, insieme a Maurizio che fa il padre, quindi è una bellissima parte anche lui, ma tutte sono belle parti, naturalmente Davide Lorino è il giudice, e poi c'è lo psichiatra. Quindi è uno
spettacolo di quelli, di quelli tosti, Sì, ma sì, come sì, si dice, siamo belli molto tosti. contenti. Grazie a Lima Belino per essere stata con noi, buon lavoro, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ne parlo.